Arrivano da fuori città con gli zainetti colmi di superalcolici e birre da pochi centesimi a lattina. Dopo essersene scolate diverse e dopo aver raggiunto un elevato grado di ebbrezza alcolica, si mescolano agli altri avventori dei bar e a chi passeggia per la città e a quel punto sbronzi, si lasciano andare. Sabato sera in vicolo Montebelluna è finita con un ragazzo sfregiato al volto, ma non è il primo episodio all'ombra della torre dell'orologio dentro le mura della città, una vera e propria escalation, quella denunciata dagli esercenti castellani. Chiaramente trovando anche bottiglie a basso costo ai supermercati è facile per loro, anche di qualsiasi età, si prendono a bere e si postano da qualche parte in giro per il centro o sulle parti più scure e poi arrivano in mezzo alla movida che sono già belli cavanti. Una sorta di botteglion abusivo che anche la presenza dei vigilantes pagati dagli stessi esercenti e dal comune non è riuscita completamente a stroncare. Cercano appunto di sorvegliare i ragazzi, che non ci siano confusione, che a una certa ora appunto vengano mandati a casa e quindi diciamo per la quiete pubblica è stato fatto questo qua. Si trovano chiaramente reperti che non fanno parte degli esercenti della zona, che poi comunque, come sappiamo, vanno a ripulire tutto per il quieto vivere. I controlli continuano, assicurano gli esercenti, ma davanti a un simile fenomeno anche i margini di manovra dei vigilantes sono comunque limitati. Le bottiglie, il bere sono portate da casa e quindi purtroppo dobbiamo anche scontrarci con queste realtà di ragazzi probabilmente con problematiche che per sballare si prendono le cose, poi trovano la gente in giro e si aggregano e succede queste cose.